nostro Signore, Gesù è il 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 nostro Signore. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Gesù verrà su di una nuvola, la tromba suonerà, di gloria splenderà, lo innalziamo, insieme giubiliamo, sul monte Sion Gesù ritornerà. Alleluia, gloria a te. Maranatà, vieni Signor Gesù. La Chiesa dica vieni Signor Gesù. Alleluia, che giorno glorioso sarà quando Gesù tornerà. Alleluia, verrà a prendere la sua sposa. Gloria a Dio. Alleluia, che privilegio abbiamo questa mattina di lodare il Signore. Amen. È una gioia essere qui questa mattina insieme per celebrare un culto al Signore. Alleluia. Quanti sono contenti di essere qui questa mattina? Alleluia. Quanti sono contenti di realizzare che questa mattina il Signore gli ha dato un nuovo giorno di vita? Non diamo nulla per scontato, è vero? Questa mattina ci siamo alzati, il Signore ci ha fatto vedere un nuovo giorno, ci siamo preparati, ci siamo vestiti e siamo venuti qui, abbiamo preso l'auto, abbiamo avuto una mente attiva. Quanti sanno che a volte succede che qualcuno si sveglia e non è più attivo? Ma noi dobbiamo ringraziare il Signore per tutto quello che abbiamo e soprattutto perché siamo qui questa mattina insieme e abbiamo un solo scopo, quello di incontrarci con Gesù. Amen. Quanti sono venuti per incontrarsi con il Signore? Alleluia. Quanti sono venuti a sentire la predicazione del pastore? Siete rovinati. Noi veniamo per incontrarci con Gesù. Amen. E se noi veniamo per incontrarci con Gesù lo troviamo. Amen. Quella donna disse: se soltanto riesco a toccare l'embo dei suoi vestimenti io sarò guarita. Amen. Tocca Gesù questa mattina. Tocca mentre Lui passeggia vicino a te. Perché sono sicuro, perché la sua parola lo dice, dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome io sono in mezzo a voi. Amen. Lodiamo il Signore con tutto il cuore. Non ti preoccupare se hai problemi. Non ti preoccupare perché sei nel posto giusto. Sei al pronto soccorso, dove il dottore dei dottori è potente da guarirti. Amen. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. L'Eterno è la mia luce. Amen. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? Chi avrà paura? L'Eterno è il mio pastore, L'Eterno è il mio pastore, e nulla mi mancherà. e nulla mi mancherà. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore, e nulla mi mancherà. La forza della mia vita. L'Eterno è la mia luce, di chi temerò? L'Eterno è la mia rocca, di chi avrò paura? L'Eterno è il mio pastore, e nulla mi mancherà. La forza della mia vita. Anche se mi troverò
Gloria a te, Signore. Tu ce l'hai promesso, Signore. Tu hai promesso che saresti stato con noi in ogni situazione. Io non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Signore, tu non sei un uomo perché venga meno. E grazie per la tua fedeltà, perché siamo certi, Signore, che anche in mezzo alle tempeste, in mezzo alle situazioni difficili, alle circostanze difficili e avverse, Signore, tu sei con noi. Alleluia, e ti ringraziamo, Padre, per la tua fedeltà. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Amen. Accomodatevi. Gloria a Gesù. Che bello lodare il Signore. Amen. Non c'è gioia più bella di lodare il Signore. La sua parola ci spinge, entrate nei suoi cortili con ringraziamento e con lode. Amen. Gloria a Dio. Questa mattina voglio chiederti di girarti e dire alla persona che è vicino a te: benvenuto in mezzo a noi, benvenuto. Dio ti benedica. Sei benedetta nell'amore del Signore. Amen. Alleluia. Ben arrivata in mezzo a noi. Sentiti a casa. Per quanti sono per le prime volte in mezzo a noi e magari non hai una Bibbia ancora in casa tua, noi questa mattina vogliamo regalartela, vogliamo farti un dono, vogliamo regalarti una Sacra Scrittura, in modo che andrai a casa e avrai un nostro regalo, un nostro pensiero, e ti consiglio di aprirla e leggerla, perché la parola di Dio è una guida per noi. Se voi leggete il Salmo 19 parla proprio della parola di Dio e dice una lampada sul nostro cammino e una luce sul nostro sentiero. Quindi vi diamo la Bibbia, andate in fondo lì alla libreria, saranno ben gioiosi di regalarvi una Bibbia. Va bene? Gloria a Dio. Alleluia. E questa mattina ci hanno chiesto di pregare per Katia, forse molto probabilmente è in collegamento con noi, ci sta seguendo, vogliamo pregare per quanti sono a casa. Katia, ve la ricordate, è venuta anche in mezzo a noi diverse volte. Suo marito Riccardo, sordo, lui, tutti e due, marito e moglie, sono sordi, e lui anche ha cantato nella corale qualche anno, si è messo lì anche lui a tradurre insieme con Cristina, e quindi hanno chiesto preghiera, una situazione particolare nella loro casa, nella loro famiglia, e noi vogliamo pregare il Signore, che il Signore possa intervenire. Soprattutto vogliamo dire: Signore, sia fatta la tua volontà in questa situazione. Amen. Alleluia. Bene. Gloria a Dio. Quanti sono pronti per ascoltare il messaggio della parola di Dio? Amen. E ditemi una cosa: quanti hanno bisogno, veramente ve lo voglio chiedere, quanti hanno bisogno di una parola che viene dal trono di Dio? Alleluia. Quanti sanno che Dio parla? Amen. Dio si usa di chi vuole, quando vuole e come vuole. Siete d'accordo con me? Quando Lui ci deve parlare, Lui sa come parlare. Vogliamo ringraziare il Signore che ieri qui abbiamo avuto il direttore della scuola biblica dell'Elim, l'Asbè, è stato qui con noi, ci ha parlato delle parabole di Gesù. È stato bello, abbiamo ricevuto tanto, abbiamo imparato. Ovviamente quello che è stato fatto ieri era per coloro che erano al terzo anno di scuola biblica, quindi era un po' per quelli un po' addentro, no? Quindi ha trattato un po' qualcosa che, diciamo, non era latte ma era carne, perché sapete che la parola di Dio ci parla anche latte. Quando tu nasci nella fede, stai crescendo nella fede, hai bisogno di latte, mentre invece poi quando inizi a crescere devi iniziare a mangiare carne, proprio come un bambino che viene svezzato, piano piano inizia a mangiare. Infatti l'Apostolo Paolo riprende ad una chiesa, ai Galati, dicendo: voi avete bisogno di carne, invece siete ancora a mangiare e a prendere il latte, no? Siete ancora come dei bambini. Ecco. E quindi ieri vogliamo ringraziare il Signore per come è andata l'incontro ieri. Questa mattina voglio prendere spunto, il Signore ha parlato al mio cuore in modo particolare, e proprio riguardo a quello che ieri poi è stato detto, che Gesù in parabola, spesse volte parlava in parabola ai discepoli, che poi glieli spiegava. Nell'Antico Testamento abbiamo visto anche molte volte è stato parlato in parabola.
La parabola viene detta perché affinché una persona possa comprendere di più. Non so quanti di voi vi siete trovati, mi sono trovato anch'io facendo la scuola biblica, trovandomi anche a livello pastorale, trovandomi con alcuni dottori della parola, usare certe terminologie, usare certi termini che è difficile comprendere, almeno per quanto mi riguarda, faccio fatica a trovare o capire certi termini così come dire, difficili. Gesù parlava a parabole. Tutti comprendevano Gesù. Gesù cibava il popolo con il cucchiaino, proprio tutti potevano comprendere. E credo che la parola di Dio deve essere comprensibile. Credo che noi dobbiamo cercare, anche se abbiamo fatto le università, abbiamo delle lauree, gloria a Dio per questo, per chi ha avuto la capacità. Io sono un asino, però so che il Signore si è servito anche di un'asina, più volte. Anzi, quando quell'asina ha portato Gesù in Gerusalemme, è entrato in Gerusalemme, gli hanno messo dei loro abiti a terra, dei mantelli, e l'asina dice: mamma mia, come sono importante. E invece sapeva che era importante perché aveva Gesù sulla groppa. E quando noi portiamo il Signore, rimaniamo asini. Non vi preoccupate, rimaniamo asini perché Dio sta cercando ancora asine. Se voi vedete e fate uno studio sull'asina, l'asina è quella che ha il latte che somiglia al latte materno, di più. L'asina è quello che ti porta la roba in groppa e ti fa chilometri, cammina. L'asina è quella che non dice mai basta, è difficile. Ma una cosa con l'asina non devi mai fare, non guardarla mai in faccia e tirarla davanti, perché l'asina non viene. Non viene, hai voglia di tirare, l'asina non viene, devi stargli a fianco. Vi chiedo di alzarvi un attimo in piedi. Quanti sanno che colui che predica ha bisogno dell'unzione dello Spirito Santo? Non è per capacità, non è per sapienza, non è per bravura, ma è per rivelazione della parola di Dio. Ci sono momenti in cui il nostro cuore è appesantito e allora abbiamo bisogno che questa mattina il Signore alleggerisce il mio cuore e che dia una parola che viene dal trono di Dio. Amen. Alleluia. Padre, vengo a te così come sono e vengo a te nel nome di Gesù. Signore, tu conosci la mia condizione, il mio cuore, la mia situazione questa mattina. So che questa mattina io devo, Signore, predicare la tua parola, ma voglio essere proprio come quell'asina, essere usata da te. Signore, dai sapienza, saggezza, guida il mio cuore, la mia mente, le mie labbra, affinché possa essere di benedizione per i miei fratelli e io possa dare quello che tu hai dato a me, ma posso avere la piena libertà. Signore, benedici chi predica e benedici anche chi ascolta la parola. Per quanti sono a casa, per quanti si uniranno con noi, per quanto ascolteranno questo messaggio anche nei prossimi giorni, nei mesi a venire, Signore, benedici. La tua parola porta guarigione, porta libertà. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Bene, venite con me in Marco capitolo 4 dal versetto 35. Gloria a Dio. Quanti hanno portato la Bibbia? Quanti hanno una Bibbia? Quanti hanno un iPhone? Hanno l'iPhone? Hanno un asciugacapelli? Quanti hanno qualcosa da poter leggere? Alleluia! So che dietro qui viene proiettato, quindi vi collegate sicuramente. Dice, ma che la porta a fare la Bibbia? Tanto io... No, portati la Bibbia. Quando vieni in chiesa porta la Bibbia, perché anzi ti consiglio anche di prendere un piccolo block notice per prendere appunti. Ce l'ha detto proprio ieri anche il pastore Mungai. Porta un appunto, così poi dopo vai a casa, te lo leggi magari in serata, il giorno dopo. Ma cosa ha detto il pastore? Ieri Mungai ci diceva che più delle volte, no, quel seme che cade nel terreno roccioso, dice cade e poi dopo il diavolo viene e lo porta via. Vi ricordate chi era presente ieri? Dice, noi a volte pensiamo che questo è semplicemente per coloro che sono per le prime volte in mezzo a noi, udano la parola, poi viene il diavolo e porta via la parola. No, lui diceva, più volte magari viene detto a un membro di chiesa, a un fratello nella chiesa, ma cosa ha predicato il pastore oggi?
te lo dice questa sera o domani tu dici aspetta, sai che non mi... sai cosa? Ecco, il diavolo ha già portato via. Prendi appunto. Perché quando il Signore parla, non parla così tanto per... Il Signore questa mattina vuole parlare ai cuori di quanti sono aperti affinché questa parola possa portare frutto alla gloria di Dio. Amen. Dal versetto 35, capitolo 4 di Marco. Ora in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E licenziata la folla lo presero con sé così com'era nella barca. Con lui c'erano altre barchette e si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Ed essi lo destarono e gli dissero: maestro, ma non ti importa che noi periamo? Ed egli destato si sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. E il vento cessò e si fece grande bonaccia. Poi disse a loro: perché siete così paurosi? Come mai? Non avete fede? Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra di loro: ma chi è costui? Al quale anche il vento e il mare gli ubbidiscono. Wow! Abbiamo sentito ieri che il Signore parlava in parabola affinché loro comprendessero. Abbiamo letto qui in quello stesso giorno. Dobbiamo sempre, quando noi leggiamo qualcosa nella parola di Dio, dobbiamo sempre dire: ma che cosa si sta riferendo? Perché noi prendiamo a volte, come questa mattina, io vi ho preso un contesto di un testo e l'ho letto. Non ho letto dall'inizio del capitolo, ma ho preso un contesto e ho letto in quello stesso giorno. E quindi qualcuno che legge in quello stesso giorno: ma che cosa è successo in quello stesso giorno? Siete d'accordo? E allora noi possiamo vedere i versetti precedenti. Se noi vediamo anche nel capitolo, vediamo precedente, sta proprio parlando, Gesù sta insegnando alla folla le parabole e parla proprio le parabole della lampada, le parabole del seme, la parabola del granello di senape. Quindi sta parlando delle parabole e il versetto 33 e 34 del capitolo 35, come con molte parabole di questo genere annunciava loro la parola come essero in grado di capire. E non parlava loro senza parabole, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa, cioè non li teneva in balia. Ma cosa ha voluto dire il Signore con questo? Quindi in quello stesso giorno, in quella stessa occasione, consideriamo che il Signore ci parla, se voi vedete nelle parabole, il Signore ci parla e ci sta insegnando che la fede è importante. È importante la fede, come un granello di senape. La fede è molto importante. E Gesù adesso vuole in qualche modo provare. Quando vai alla scuola guida, che cosa fai quando ti iscrivi? Partecipi alle lezioni, almeno ci auguriamo che partecipi alle lezioni, perché c'è qualcuno che la compra ancora la patente. Ma vai alla scuola guida, partecipi alle lezioni, poi cosa devi fare? Fai la teoria. Siete d'accordo con me? Almeno mi ricordo io, ormai ho tanti anni, ma c'è ancora la teoria. Dopo la teoria c'è qualcosa che è la pratica. Il Signore qui ha spiegato e ha fatto teoria, adesso c'è la pratica. Ci sono due tempeste. Una la troviamo in Marco capitolo 4, versetto 35, come mi avete visto oggi abbiamo letto questo. C'è un'altra in Marco capitolo 6.
Due tempeste, alcuni la mischiano pure insieme, fanno un miscuglio, sono due tempeste completamente differenti. Una si scatena fuori dalla barca, in questo caso la tempesta è fuori dalla barca, l'altra si scatena all'interno della barca. Ok? E quell'altra, se voi l'andate a vedere, la scrittura ci dice che anche lì il Signore mette piede nella barca, perché lo vedevano come un fantasma, presero paura, il Signore mette piede nella barca, ma la scrittura ci dice, vedete, non abbiamo tempo per questione di tempo, vedete che dice non avevano compreso ancora questa potenza di Gesù, liberatoria, di calmare tutto, ogni cosa, il mare, cosa. Perché? Perché non avevano ancora compreso la moltiplicazione dei pani. Si stavano ancora chiedendo, ma come ha fatto il Signor Gesù a sfamare 5.000 persone? Come è successo? Bene, possiamo dire che siamo umani, a volte anche davanti a un miracolo prodigioso, incredibile, rimaniamo anche noi scioccati. Io ho visto una gamba allungarsi, io ho visto un miracolo sotto i miei occhi, una gamba che si è allungata. Ho visto miracoli, ho visto mio papà che camminava, zoppicava, aveva un bastone, ha gettato via la stampella. Ho visto miracoli straordinari, perché il Signore è lo stesso ieri, oggi e l'Eterno. Noi abbiamo l'Eterno che guarisce in mezzo a noi. Qui ci voleva un amen che dovevano sentire anche i vicini. Amen vuol dire sono pienamente d'accordo. Il miracolo più grande che Dio ha fatto nella tua vita, e se non l'ha fatto ancora sei rovinato o rovinata, è la salvezza. Questo è il miracolo più grande che Dio ha fatto nella tua vita, perché tu potrai vivere per 100 anni ma perdere la tua vita per l'eternità. Chi di noi sa quanto tempo dura su questa terra? Ma io so che quando finirò, anche se il Signore mi dovesse chiamare dopo che io scendo da qui, io so dove andrò. Alleluia! Gloria a Dio! Con certezza passerò tra questa terra lì davanti alla presenza di Dio. È cosa di gran momento, dice il salmista, la dipartita dei suoi figli. È cosa di gran momento. Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ho serbata la fede, l'ho conservata, vado a prendermi la corona. Gloria a Dio! Vado a prendermi questa corona. Questa è la vita cristiana. Questa è la vita cristiana. E quindi qui noi ci troviamo subito in una prova particolare. Una tempesta straordinaria. In mezzo ai discepoli vi erano almeno 4 di loro che avevano capacità, perché erano pescatori. Quel lago lo conoscevano perfettamente. Sapevano anche quando il tempo stava per cambiare. Guardavano e dicevano: qui il tempo sta per cambiare. Abbiamo letto che Gesù aveva predicato lì alle folle. Di solito Gesù predicava sopra una barchetta. Ieri ci ha fatto vedere il pastore Mungai il lago lì, ed è così, come dire, c'ha una risonanza così bella che si può ascoltare anche senza microfoni. Un'acustica, ecco, non mi veniva la parola, un'acustica. Quindi Gesù saliva su una barca e predicava alle folle. Poi dice che lui, qui abbiamo letto, è licenziata la folla, lo presero così com'era. Che cosa vuol dire lo presero così com'era? Era stanco. Aveva predicato tutto il giorno. Ma lo presero così com'era e lo misero in barca. E Gesù cosa fa? L'abbiamo letto. Gesù dorme. Gesù dorme. Wow, che meraviglia. La parola di Dio ci dice in Isaia al capitolo 26, versetto 3: alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. Ma c'era una tempesta, abbiamo letto che l'acqua entrava nella barca ma Gesù dormiva. E allora loro hanno cercato in tutti i modi di cercare di togliere l'acqua. Mi immagino la scena, a volte ho visto anche qualche film che cercavano di togliere l'acqua e poi ecco che iniziano a svegliare il Signore. Voglio dirti questo innanzitutto. La barca rappresenta, ascoltami bene,
rappresenta la tua casa, la barca rappresenta la tua vita, la barca rappresenta la tua comunità dove tu frequenti. E io ti posso garantire che in tutti e tre aspetti ci sarà sempre una tempesta. Passerai sempre per una tempesta. Se c'è qualcuno che ti predica altre cose è un ciarlatano, non ascoltare. Quanti di voi conoscete il Signore da 10 anni? Avete conosciuto il Signore da 10 anni? Ok, grazie. In 10 anni quante tempeste hai passato? Quanta acqua è entrata nella tua barca? E chi è stato a calmare quella tempesta? Alzate la voce. Il Signore ha calmato quella tempesta. Voglio subito dirti che il più delle volte quando si scatena una forte tempesta è perché c'è in atto una battaglia spirituale. Scusatemi se alzo la voce, ma oggi più che mai ha un significato più profondo questo messaggio. C'è una battaglia spirituale. Quando Dio ci chiama a prendere il largo e a passare all'altra riva, si scatenerà sempre una tempesta soprannaturale. Finché sei fermo, finché non ti muovi, finché non dai fastidio al diavolo, tutto va bene. Ma nel momento in cui ti inizi a muovere perché vuoi fare la volontà di Dio, in questo caso il Signore dice andiamo all'altra riva, e c'era un motivo perché dovevano andare all'altra riva. E il diavolo non sta fermo. Noi adesso abbiamo i concerti da fare. E vi posso garantire, ve lo può dire anche Silvia, ve lo possono dire i fratelli che stanno da anni, ogni volta che noi ci siamo mossi come Chiesa, che abbiamo detto adesso facciamo questo, si è sempre scatenata una tempesta. Sempre. Perché il nemico vede l'opera che Dio vuole fare e quello che Lui è in grado di fare attraverso di te. Si scatena una tempesta. E lui si usa il nemico di chi vuole. Basta che trova una porta aperta, entra. Ieri abbiamo sentito, il più delle volte dice sorgeranno in mezzo a voi, non fuori, in mezzo a voi, sorgeranno. Ecco perché noi dobbiamo comunque tenere i nostri occhi su Gesù. Dobbiamo non aprire nessuno spiraglio al nemico, perché appena apriamo uno spiraglio lui entra, una mosca morta fa putrire e puzzare l'olio del profumiere. Ecclesiaste capitolo 10, versetto 1. Una mosca morta. Dall'altra riva, capitolo 5, e giunsero all'altra riva del mare dei Geraseni. E come Gesù scese dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Appena arrivarono all'altra riva, dopo la paura e il panico di tutto quello che era successo, una nave sballottata di qua e di là, e che Gesù si alza e calma la tempesta, perché voglio dirti che il Signore ha il potere di calmare qualsiasi tempesta nella tua vita e nella mia vita. Quando noi abbiamo dato la nostra vita al Signore, la nostra vita non ci appartiene più, ma appartiene a Lui. E quindi appena mette piede su questo posto, ecco subito un uomo il quale aveva la sua dimora fra i sepolcri e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con le catene. Infatti più delle volte era stato legato con ceppi e con catene, ma egli aveva sempre spezzato le catene, infranto i ceppi, e nessuno era riuscito a domarlo. Avevano paura di quest'uomo, terribile. Ma perché avevano paura? Perché aveva 2000 demoni dentro. Non ne aveva uno, ne aveva 2000. E quindi c'è un piano meraviglioso e il Signore vuole fargli sperimentare un piano meraviglioso. E quando noi sperimentiamo per esperienza,
e non soltanto qualcosa che ci viene letto, che abbiamo studiato nella parola, ma lo viviamo in prima persona. Tu puoi raccontare agli altri ciò che Dio ha fatto per te. Difatti, quando libera quest'uomo e lui vuole andare a predicare, dice fammi venire con te, lui gli dice no, ma vai a raccontare ai tuoi ciò che Dio ha fatto per te. La testimonianza più grande, più bella che noi possiamo dare non è predicare, non è leggere, è ciò che Dio ha fatto nella mia vita, è dimostrazione di ciò che Dio è capace di fare. La più grande predicazione, Decapoli, sapete? Qui parla, questo posto era la Decapoli. Sapete cosa significa Decapoli? Sono 10 città insieme. Erano 10 città insieme, quindi numerosissima. Bethsaida fa parte di questa Decapoli. E la scrittura ci dice che quest'uomo, dice la parola di Dio, andò a predicare per tutta la Decapoli. Un indemoniato, un uomo con 2000 demoni, un uomo che nessuno lo poteva mantenere, nessuno lo poteva tenere, spezzava ogni cosa. Avevano paura di lui. La parola di Dio ci dice proprio questo, che egli andò a predicare, guardate il versetto 18 del capitolo 5, e mentre egli saliva sulla barca, colui che era stato indemoniato lo pregava per poter rimanere con lui, ma Gesù non glielo permise, gli disse invece va a casa tua dai tuoi e racconta loro quali grandi cose il Signore ha fatto e come ha avuto pietà di te. Ma egli se ne andò e cominciò a predicare per la Decapoli quali grandi cose Gesù aveva fatto per lui e tutti restavano meravigliati. Non possiamo rimanere in silenzio quando Dio ha fatto qualcosa per noi. Siete d'accordo oppure no? Non puoi rimanere lì seduto sulla sedia e dire sono evangelico. Che mi importa che sei? Hai cambiato religione? No, racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. La Chiesa, abbiamo sentito anche l'altra domenica, si trova tra Gerico e Gerusalemme. La Chiesa è una testimonianza verace. Noi ci stiamo per muoverci, stiamo andando in un campo di battaglia. Quanti stanno pregando per i concerti che avremo? Lo sapete che il nemico sta già facendo guerra? In uno ce l'ha già annullato, ma abbiamo trovato un altro. Perché? Perché di là non c'è soltanto un uomo da liberare, ma c'è una Decapoli, ma c'è un Veneto da liberare per Gesù Cristo. E Dio vuole usarsi di te, ma vuole passare dalla teoria alla pratica. E se tu non pratichi e vedi la gloria di Dio, non lo potrai mai dire, ma chi è costui? Avevano bisogno di imparare, ma mi pare logico che il Signor Gesù li sta portando affinché loro prendessero paura, spavento e tremassero dalla paura? Cosa fa un padre a un figlio? Sapete come mi hanno insegnato a me a nuotare? Mi hanno gettato in acqua. Io ero su uno scoglio e mio fratello e là o ti mantiene a galla o ti mantiene a galla, o te ne scendi. Due sole robe. Ma se te ne scendi ti vengono a prendere. Invece io ho iniziato. Poi vedi che... E poi piano piano, il Signore vuole portarti per le acque agitate. Non ti porterà in acque
dove c'è da rispecchiarsi, c'è un tempo dove ti puoi rispecchiare, ma quello te lo posso garantire, in tanti anni di fede si possono contare sul palmo della mano. La Chiesa, la tua casa, la tua vita è una barca che è in viaggio verso una rotta. E il mare non sarà mai normale, sempre, perché affronterai tempeste. Affronterai il giornale, il mare piatto, andrai avanti e noi possiamo dire, io posso dire, gloria a Dio per quelle oh mamma mia come stiamo bene, gloria a Dio, grazie Signore. Non finisco neanche di dirlo. Una mazzata, e anche forte. Qui tutto trema. Loro, professionisti, stanno tremando. Non hanno mai avuto una tempesta così all'improvviso, neanche lo pensavano. Ma mi piacciono le parole di Gesù che non soltanto calma la tempesta, ma gli dice, perché avete paura? Perché avete paura? Dov'è la vostra fede? Io voglio dirti questo questa mattina, ascolta bene. Assicurati che nella tua barca, cioè nella tua casa, nella tua vita, nella chiesa dove tu frequenti, ci sia Gesù. Assicurati, non un bravo predicatore, non un bravo pastore, gloria a Dio per i doni, i talenti, i doni tutti quanti, ma l'unico che può cambiare, l'unico che può calmare, l'unico che può fare ogni cosa è Gesù. Lui lo aveva detto, senza di me non potete fare nulla. E noi abbiamo il Signore con noi, ecco perché non abbiamo paura di affrontare le situazioni. Non abbiamo maestri di musica in mezzo a noi, non abbiamo grossi musicisti, ma il Signore non ci ha chiesto questo. Non abbiamo grossi cantanti, il Signore non ci ha chiesto questo, ma a dire il vero non l'abbiamo mai avuto. Grazie a Dio per Vincenzo Cerella, maestro di musica, ma non abbiamo, ma anche in quel, vi posso garantire, potete informarmi, quante lotte abbiamo passato prima dei concerti. Però siamo andati, abbiamo cantato, abbiamo avuto applausi per la gloria di Dio. Teatri, è stato qualcosa di straordinario che a volte io dicevo, il Signore avrà mandato i Suoi angeli che stanno cantando insieme con noi. E sono certo che lo farà anche adesso. Manderà anche gli angeli a cantare insieme con noi. Ma la cosa più importante è che gli altri hanno visto che rispetto ad altri cori c'è qualcosa in noi. C'è la presenza del Signore. E questo è quello che fa la differenza. Voglio dirti questo, se tu vuoi predicare l'Evangelo, vuoi essere un figlio di Dio, vuoi seguire il Signore, sappi che avrai tempesta nella tua vita quasi sempre. Sto dicendo, fratelli, sto dicendo qualcosa che non è vero? Da quando conoscete il Signore? Mamma mia, quante tempeste. L'Apostolo Paolo vuole andare a predicare in Bitinia, lo Spirito Santo glielo vieta. No, non andare lì. Va bene? Se lo Spirito Santo non mi manda lì vuol dire che era pericoloso per me. Allora vuole andare in un altro posto lì e lo Spirito Santo dice no, neanche lì vai. E lui dice va bene. In visione ha un sogno, un uomo di Macedone che dice vieni a trovarmi per favore, vieni a visitarci. Abbiamo bisogno. Atti capitolo 16 versetto 9. Durante la notte gli apparve a Paolo in visione davanti a lui un uomo macedone che lo supplicava e diceva passi in Macedonia a soccorrerci. Ed ecco che Paolo dice bene, allora questo è quello che il Signore mi sta chiamando, lì andrà tutto bene. Lì, sapete cosa fanno? Lui va a Filippi, vi ricordate? C'era una donna che predicava. Lidia insegnava agli altri, Paolo si aggiunse a loro, iniziò a predicare. E che cosa fecero? Presero a Paolo e Sila e lo gettarono in prigione a Filippi e lo riempirono di frustate, botte, a non finire. E poteva dire, ma Signore,
Non era questa la tua volontà. Questo sogno non veniva da te, ma ancora si stava realizzando il sogno. Perché chi era quell'uomo che l'aveva visto? Era il carceriere. Sapete quanti noi non conosciamo e hanno bisogno di essere salvati? E il Signore ci dà in visione alla Chiesa, ha dato una visione alla Chiesa: andate per il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Se qualcuno non ti avesse parlato del Signore, tu non saresti qui questa mattina. Qualcuno ti ha parlato di Gesù e tu sei qui. E sei in dovere di parlare agli altri di quello che Dio è per te, di quello che Lui ha fatto per te. E così Paolo, non sapendo niente, l'unica cosa che gli rimane, ed è quello che ho fatto io in questi giorni, è quello che faccio sempre, anche in mezzo alle situazioni, in mezzo alle battaglie, in mezzo alla guerra, io lodo e glorifico il Signore. Dio grande Dio, alleluia, canta che Dio grande è Dio, alleluia, abbiamo un Dio grande e si vedrà che grande è Dio. E Paolo e Sila iniziano a lodare il Signore nella cella, erano stati gettati in fondo alla prigione, incatenate. E quando tu lodi il Signore qualcosa avviene un terremoto spirituale. Alleluia, si spezzano le catene di tutti quelli che sono intorno a te, vicino a te. Così tutti furono liberati, le catene si spezzarono. E il carceriere corre da Paolo e dice: che dobbiamo fare per essere salvati? Prende paura. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa, la tua famiglia. E lì avviene una grande opera. Qual è l'opera che avviene? Un'intera città di Filippi si converte al Signore. Lì sorge una chiesa meravigliosa, la chiesa ai Filippesi, che sosterrà Paolo nel ministero, economicamente lo benedirà nel ministero. È importante che noi sperimentiamo la gloria di Dio. È importante che se il Signore ci fa attraversare per certe situazioni è perché vuole farci sperimentare la gloria di Dio, vuole farci vedere, comprendere, affinché noi possiamo dire: io so in chi ho creduto. Affinché noi possiamo dire: io so la potenza che è del mio Dio, io so che il mio Dio può tutto. Vi ricordate Giobbe che cosa disse? Io avevo sentito parlare di te. Avevo sentito parlare di te, e anche nel sentire parlare di lui aveva timore di Dio, offriva sacrifici ogni giorno per i suoi figli. Ma quando ha passato tutta quella situazione così terribile sulla sua vita, dice: adesso i miei occhi ti hanno visto. E gli occhi loro hanno potuto vedere perché hanno gridato: ma chi è costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Hai bisogno di vedere la potenza di Dio non soltanto sulla tua guarigione fisica, hai bisogno di vedere sulla salvezza della tua famiglia, hai bisogno di vedere cose che non hai mai visto, perché il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. I nomi di Dio, andateli a scoprire i nomi di Dio: l'Eterno che salva, l'Eterno che guarisce, l'Eterno che libera, l'Eterno che provvede, ogni nome di Dio. E dobbiamo scoprire tutte queste cose di Dio. Chi è costui? E nella pesca miracolosa, Pietro, un grande pescatore, il suo mestiere era quello, pescare. Nella grande pesca miracolosa che il Signore gli dice quando ha finito di predicare lì sulla spiaggia, dice: prendete il largo. Ma Signore, abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso niente. Io sono professionista, fidati di me, non prenderemo niente. Si pesca a una certa ora, non a quest'ora, di notte. Ma Gesù dice: prendete il largo. E quando Gesù dice prendete il largo, dobbiamo prendere il largo, fratelli. È bello vedere le opere degli altri, abbiamo avuto Gennaro, è bello vedere quello che ha fatto, ma il Signore gli ha detto: prendi il largo. E hanno visto la gloria di Dio. Vogliamo rimanere sempre così? Ci accontentiamo di venire al culto, sederci, leggere la parola, andarcene a casa? O vogliamo vedere la gloria di Dio? Io desidero vederla, ma ha un costo, è vero. E allora
Lui gli dice: Signore, ma la tua parola, cioè quello che tu hai predicato fino adesso, che ci hai insegnato, io a quella parola getterò le reti, ma gettale dall'altra parte. Ora io mi sono messo nei panni di Pietro a dire: Signore, ma i pesci, getta di là o getta di qua, il pesce, tu ascoltami, getti dall'altra parte. E lui li getta dall'altra parte. E la scrittura ci dice, in Luca capitolo 5, versetto 8, Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Tutti quei pensieri che io adesso vi ho fatto, non lo so se li ha fatti Pietro, ma io li ho fatti. E se Pietro ha pensato questo, ha dovuto dire al Signore: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché io non ho ancora realizzato la tua grandezza, la profondità, e che il cielo e la terra è sottoposto a te, e che i pesci del mare sono sottoposti a te. Perché ogni cosa è stata creata, dice la lettera agli Efesini, per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ogni cosa è stata fatta per Lui. Tu sei stato fatto per il Signore. Qua ci voleva proprio, gloria a Dio, sono stato fatto per il Signore. Sì, sei stato fatto per il Signore, non sei stato fatto per tua moglie, per tuo marito, non sei stato fatto per Lui, anche se te l'ha donato. Tuo figlio non è stato fatto per te, è stato fatto per il Signore. Mio padre ha sperato su questo, su ogni figlio, per me ha sperato su questo. Io da piccolino, sapete cosa facevo? Andavo a casa, dopo la predica, salivo su una sedia, mi prendevo la scopa e predicavo. E mio papà diceva: lui diventerà un predicatore. Ha sperato su questo, ha pregato per questo, ha chiesto: Signore, sia un tuo servo, e così è avvenuto. Prega per i tuoi figli, non ti preoccupare se non li vedi in chiesa, che non stanno venendo, prega. Mio fratello, uno dei miei fratelli, che è il papà di Ruben, di Marco, che è pastore della chiesa di Napoli, Ruben faceva il disc jockey, capelli biondi lui, incredibile, si tendeva i capelli di giallo con era pazzesco. Ma fece un sogno di notte, non ci ha mai detto quel sogno, tremò dalla paura, disse: voglio andare in chiesa, non c'era niente, c'era la scuola domenicale, non mi importa, devo andare in chiesa. E ha dato la sua vita al Signore, è sposato mia cognata, hanno avuto i figli che servono il Signore. E allora tutti quanti gli altri dicono, dopo quella pesca miracolosa, dopo che Pietro dice: Signore, allontanati da me, tutti gli altri dicono: oggi abbiamo visto cose straordinarie. Io ogni volta che abbiamo finito i concerti, ve lo posso dire, fratelli, ci sono i fratelli per testimone, se dico qualche bugia, perdonatemi, i fratelli mi riprenderanno, ma siamo stati nei teatri e la gente è rimasta fuori, perché non ce la faceva ad entrare. Ed erano dispiaciuti. E abbiamo distribuito i calendari, li abbiamo donati, abbiamo distribuito anche il Nuovo Testamento. Erano così gioiosi, ci ringraziavano. E io potevo dire ogni fine concerto: oggi ho visto cose straordinarie. Anche se non abbiamo raccolto, forse qualcun altro raccoglierà. Ma voglio ringraziare il Signore. Voglio ringraziare il Signore pubblicamente per Silvia, che malgrado la situazione, le circostanze, mortalità, ha detto: dobbiamo cantare, dobbiamo riformare il coro. Ecco i Giosuè, ecco i Caleb all'interno della Chiesa, che lo Spirito Santo suscita. Non siamo noi a suscitare, anzi noi a volte diamo i compiti e dopo un po' dicono: non ce la faccio. Ma quando lo Spirito Santo ti suscita, hai un peso nel tuo cuore nel servire il Signore. Voglio concludere.
Il versetto 36 dice: e licenziato la folla del capitolo 4, lo presero con sé così com'era nella barca. Con lui c'erano altre barche. Chissà perché il Signore ci mette questo. Cosa ci interessa a noi che c'erano altre barche? Perché lo Spirito Santo ci sta dicendo questo? Ha un'importanza. Ci sono altre barche intorno a noi. E mi avete sentito a che cosa mi riferisco io come barca? La tua vita, la tua casa, la tua chiesa. Fra tutte queste barche che c'erano lì, soltanto questa ha raggiunto la meta. Le altre barche non sappiamo che fine hanno fatto. Non ci dice che sono arrivate lì anche loro. Ma dove c'è Gesù ci porta dall'altro lato. Ecco perché ti sto dicendo, tu che mi stai sentendo adesso lì, assicurati che nella chiesa dove tu frequenti ci sia la presenza del Signore. Tutto il resto sono sfumature. Velo, non velo, pantaloni, non pantaloni, sono tutte sfumature. Il Signore è in mezzo a coloro che lo cercano con tutto il loro cuore. Ascolta, mi sono scritto qui: assicurati che nella chiesa dove tu sei c'è Gesù, assicurati che nel tuo cuore regni lo Spirito Santo. Non misurare mai la tua santità con quella degli altri. Non farti da sapiente. Non misurare mai la tua santità con quella degli altri. Questo è pericoloso. Lasciamola ai santi dei santi. Noi siamo, per la grazia di Dio, siamo ancora qui. Non giudicare mai il tuo fratello. Sii un esempio di fede per tutti quelli che ti sono vicini. Perché quando tu non ci sarai più, o io non ci sarò più, o chi per esso, ti ricorderai non di quello che io ho detto, ma di quello che io sono stato e di quello che ho fatto. Stai passando un momento difficile? Stai passando per una tempesta? Si è scatenata? Il Signore è con te? Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Non avere timore, perché colui che ha calmato quella tempesta è potente ancora oggi di calmarlo. Ma se la stai attraversando è perché tu alla fine di questa tempesta potrai dire: Signore, allontanati da me, perché sono proprio terra. Ho bisogno, Signore, di te. Il nemico cercherà sempre di farti guerra. Il nemico cercherà sempre di allontanarti dalle sue vie. Ti metterà persone vicino, metterà pulci nelle tue orecchie. Fai attenzione a quello che ascolti. Ricordati una cosa, che il Signore ci ha detto: se avete una parola che edifica, ditela. Se avete una parola che non edifica, non ha detto raccontate agli altri. E poi il Signore dice: a me la vendetta, a me la vendetta. Chi accuserà gli eletti di Dio? Romani capitolo 8, versetto 31. È quello che abbiamo citato: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ma dice: chi accuserà gli eletti di Dio? E poi che cosa dice? Dio è colui che li giustifica. Di chi sta parlando? Chi è questo Dio che li giustifica? Chi è seduto alla destra di Dio Padre? E che cosa sta facendo adesso? Ci sta giustificando. Cosa ha fatto con Pietro prima che lui peccasse?
prima che lui venisse meno, io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. Un vero fratello prega per te, non ti giudica. Un vero fratello, una vera sorella ti nasconde le cose. Un vero fratello, una vera sorella, la parola di Dio dice che l'amore copre moltitudini di peccato. È difficile, lo so. È difficile tenere la bocca chiusa, lo so, per esperienza lo so. Ma voglio dirti questo, che Gesù, quando quella donna fu liberata, e quando Simone disse, se il Signore sapesse chi è questa, che è una peccatrice, è una donna poco di buono, non si farebbe neanche toccare, che un rabbi, una peccatrice non poteva toccare un rabbi. E Gesù gli disse, Simone, Simone, ho qualcosa da dirti. Vedi, io sono venuto in casa tua e tu non mi hai lavato i piedi, ma lei con le sue lacrime mi ha bagnato, mi ha lavato i piedi, con i suoi capelli mi ha asciugato i piedi. E voglio dirti questo, gli è stato tanto perdonato perché ha tanto amato. Non so voi, ma io questa mattina voglio dire al Signore, aiutami ad amare. Alziamoci in piedi.
Spirito Santo, ti ringraziamo questa mattina ancora per la tua presenza, Signore, che ammorbidisce i cuori, che arriva nella profondità, Signore, della nostra anima, perché tu sei il Signore. Signore, grazie perché ancora una volta per la tua parola, per il tuo Santo Spirito, è stato ribadito una cosa molto importante per la nostra vita, che tu, Signore, tu solo, Signore, sei sovrano di questa barca, Signore. E questa barca è la nostra vita che chiediamo ancora una volta insieme, Signore, governa tu. Perché in te, Signore, c'è la sicurezza del porto dove noi arriveremo, Signore. Signore, senza di te siamo semplicemente in mare. Ma con te, Signore, c'è un porto, c'è un attracco dove arrivare, Signore. Tu sei colui che guida le nostre vite. Signore, vogliamo mettere davanti a te veramente ogni nostra ansietà, ogni nostra sollecitudine. Signore, anche se abbiamo ricevuto dei torti, quant'altro, Signore. Signore, per il tuo Santo Spirito ammorbidisci il nostro cuore. Fa che ogni cosa la possiamo veramente mettere nelle tue mani, Signore, perché tu sei il sommo giudice in tutto. Signore, ti ringraziamo sempre ancora per questa giornata di vita. Accompagnaci alle nostre case. Benedici ciascuno di noi che è stato qui alla tua presenza, Signore. Signore, se c'è un cuore desideroso veramente di conoscere di più te, Signore, fa che il tuo Spirito Santo si riveli in modo pieno, Padre. In ogni cosa che tu hai fatto ancora in questa mattinata nei nostri cuori vogliamo ringraziarti nel nome del nostro Signore Gesù, Padre. Grazie Gesù, grazie Signore. Amen. Pace fratelli e sorelle, buona domenica a tutti.